La mia vita in questo scudo, la mia vita in questo scudo, la mia vita in questo scudo. Buonasera a tutti, abbiamo il piacere di trascorrere un'oretta insieme a presentare il lavoro che è stato svolto da un'organizzazione che con molta profondità ha catalogato delle uve del nostro territorio della Sardegna. Il tema di quest'anno è cibo per il corpo e cibo per l'anima, e da questo punto siamo partiti per collegarci anche all'altro tema del festival, che è l'esperienza autobiografica. Prima di iniziare vorrei presentare i nostri ospiti, che sono il direttore dell'ANVIS Sardegna, dottor Martino Montoni, alla mia destra, e poi Onofrio Graviano, dottore Onofrio Graviano, che è un ricercatore dell'Agris, che ha condotto degli studi in agraria, dottore in agraria, specializzato in viticoltura. So che cederò la parola anche al dottor Martino Montoni per una testimonianza, quindi se vuole iniziare lei direttamente, dottor Martino. Sì, intanto buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, in particolar modo l'associazione che ha organizzato l'aspetto anche letterario. La giornata di oggi, le giornate veramente, sono 4 giorni che riguardano il cibo per il corpo, per l'anima, io aggiungerei anche per lo spirito, anche perché nell'accezione filosofica, nell'indagine filosofica, ormai l'uomo viene visto tridimensionalmente, non più come anima e corpo, ma anche come psiche. Quindi c'è anche questo aspetto qua. Il vino nella tradizione sacra è sempre stato presente, sia nella tradizione biblica a cui si ispira le nostre radici cristiane, ma anche nelle altre letterature, nei vari miti. Comunque il vino è sempre riportato, e il vino è molto considerato nella letteratura, e soprattutto nella letteratura occidentale e orientale. Non a caso i lirici greci ne parlano con grande dovizia, anche di particolari, e forse a parte il grande miracolo di Gesù alle nozze di Cana, ci sono citazioni lo stesso erudite dell'Atene del V secolo o lì vicino, in cui Antioco si rivolge agli ateniesi e ai suoi amici dicendo: "Subeviamo perché la nave è in tempesta, il mare è in tempesta e la nave sta naufragando", come per dire che la democrazia anche ad Atene ha subito scossoni, per cui, voglio dire, l'unico rimedio era berci su, ma bere in senso anche profano era anche concludere accordi tra le persone, anche nella nostra tradizione sarda, giusto per rimanere in tema di Sardegna.
Io volevo anche portare i saluti della mia amministrazione, l'Agris, e volevo anche dare una correzione semplice. Non sono il direttore dell'Agris, ma sono il direttore di un servizio dell'Agris, il servizio che si occupa della ricerca nella viticoltura e nell'enologia e nella olivicoltura e la biotecnica, quindi nella filiera olearia anche. E il mio servizio fa diverse cose, ma io vi dirò due cose solo della viticoltura per non rubare tempo al collega Onofrio, che è responsabile del settore enologia e del laboratorio del mio servizio. Diciamo che le attività principali in questi ultimi periodi si sono concentrate molto sull'agrobiodiversità, anche perché nel recente invece passato, nel passato più, diciamo così, più lontano, ci siamo occupati anche di miglioramento genetico, di selezione clonale, sia di vite europea ma anche dei portanesti americani, e oltre che di attività di tecniche culturali e quindi di innovazioni in tutte le tecniche agronomiche di allevamento e di vinificazione di tecniche di allevamento della vite e di tecnologia di trasformazione in cantina. Non a caso la nostra sede comune, quella di Villassora, 2 passi da qui, dove ospita la cantina sperimentale dell'ex consorzio interprovinciale per la frutticoltura. Nell'agrobiodiversità abbiamo lavorato con 2 progetti fondamentali, il Rigensar, e nell'ambito del Rigensar c'è l'aspetto del settore viticolo, enologico, e poi da questo progetto grosso che ha interessato tutte le filiere siamo passati ad Aquinas, che è un acronimo che significa Anticas Casta Deide Pro Novas Razas Deum di Sardegna. A proposito di curiosità, Sardegna è un termine, Sardigna è un termine che non ha nessun significato, mentre i termini antichi, quelli di Cnusa e di Sandalion, di origine un po' invece greca, avevano un significato preciso, significavano impronta o orma o sandalo, quindi erano più collegati al termine del nome. Oggi invece siamo, per dirla con il precedente interlocutore che ha parlato di Sardegna, siamo senza identità, ma invece i nostri studi a partire dall'agrobiodiversità hanno voluto, anche con gli acronomi, connotarsi con una forte identità della presenza viticola in Sardegna. Una presenza che c'è dai tempi più remoti, lo testimoniano studi di archeobotanica e lo testimoniano vari ritrovamenti. Questo è un aspetto molto importante, vari ritrovamenti fatti in diverse località della Sardegna. L'Aquinas è frutto di diverse indagini e studi a carattere diverso, ma su questo ne parlerà il collega. A me piace citare che è uno studio che ha riguardato l'unicità dei vitigni sardi, proprio per dirla in termini molto più espliciti. Dobbiamo anche dimenticarci di dire o di farci dire che i nostri vitigni sono stati importati dalla Spagna o da altre regioni italiane. Qualcuno magari è arrivato anche, ma molti dei nostri sono andati in altre parti, e anche questo lo attestano studi di archeologia. Per dire che sono dei vitigni unici, ci sono gli studi anche di biologia molecolare che lo attestano. In più questo studio non ha riguardato solo gli aspetti, diciamo così, agronomici, enologici, quelli proprio legati alla materia di cui stiamo trattando e di cui tratterà il mio collega, ma ha visto anche un progetto importante che era svolto in collaborazione con la Regione Sardegna, con l'assessorato al turismo e con diverse istituzioni sia regionali che nazionali. A livello regionale con l'Agenzia Laores abbiamo fatto questo progetto, e a livello nazionale con l'Università Bicocca di Milano e con il Consiglio Nazionale della Ricerca in Agricoltura, con il CREA. Infatti questo progetto è i territori del vino e del gusto, in cui si sono, diciamo così, evidenziati questi aspetti che io sto dicendo
attraverso appuntamenti in cui non solo si è parlato dei vitigni, ma si sono degustati i vini prodotti da questi vitigni. E li abbiamo fatti conoscere ad Asti, Milano, Cagliari, per quanto riguarda la manifestazione a livello nazionale, e poi a livello regionale in otto aree, tra le più importanti viticole sarde. Questo per dire che non ci si è limitati solo agli aspetti, diciamo così, meramente scientifici di tipo, diciamo così, della ricerca, ma si è voluto calare proprio nella pratica. E questo studio, questo progetto poi ha dato origine a degli sviluppi. Aquinas Spin-off, per esempio, è un altro progetto che è derivato da Aquinas e che ha voluto fare indagini più diciamo così, più di dettaglio sulle potenzialità di questi vitigni unici della Sardegna attraverso diverse tipologie enologiche, non ultima quella della spumantizzazione. Quindi questo giusto per dirvi, ultimamente ci stiamo concentrando, giusto per chiudere, sull'attività di selezione clonale su quei vitigni che ancora sono stati poco indagati. Noi conosciamo cloni di Vermentino, di Canonao, mentre non abbiamo nessun clone registrato di Monica, nessun clone di Nuragus, nessun clone, per quanto ci riguarda, del nostro Carignano sardo, nessun clone di Bovale e sardo, lo stesso di Muristello, e quindi ci stiamo concentrando in questo a partire dalle aree più tradizionali per arrivare a ottenere dei cloni da poter iscrivere, da consentire quindi a chi vuole valorizzare i territori della Sardegna, che sono abbastanza complessi e unici, anche quelli della diversità che ha la geografia e la orografia e gli aspetti anche di origine della Sardegna dal punto di vista anche della geologia. Quindi per valorizzare tutti questi aspetti diciamo che stiamo cercando di offrire gli strumenti opportuni. Io vi ringrazio Andrea Consul, ringrazio Giuseppe Manias che ci hanno invitato e vi auguro una buona partecipazione a questo nostro evento. Grazie. Io ringrazio il dottor Matteo Montoni, che ho avuto occasione di conoscere qualche anno fa, per me era il direttore, perché ho simpatia per lui. Vi confido anche che ci siamo conosciuti in un'altra occasione, perché il suo interesse per la materia, non solo dal punto di vista storico e scientifico, e anche dal punto di vista economico, e quindi la domenica, quando è libero dal lavoro, cosa fa? Dirige una Radio Super Sound, per quanto riguarda il programma dell'agricoltura, e quindi presenta delle edizioni, delle informazioni sul settore. E noi come CPA avevamo avuto occasione di partecipare per lanciare i nostri corsi qualche anno fa, quindi ringrazio ancora. A questo proposito volevo anche ricollegarmi all'autore che ha parlato prima, Michele Azzori, quando diceva che per certi studiosi la Sardegna era un'isola brulla, piatta, che dava pochissime possibilità economiche alla popolazione. E invece abbiamo l'orgoglio di dire che non è così, perché se volevo infatti ricollegarmi all'attività istituzionale dell'Agris, che è un ente di cui si parla poco, perché chi ci lavora si accompagna a una certa modestia, però vi assicuro che è un istituto che fa delle ricerche di grandissima serietà, non solo nel campo dell'arboricoltura e della trasformazione dei prodotti, ma anche nel campo delle colture erbacee, delle colture zootecniche, quindi delle colture erbacee anche il carciofo, l'orticoltura, ma poi anche delle colture arboree, l'olivo, la vite, e ultimamente si sta riscoprendo anche per via della biodiversità e della produzione economica anche il mandorlo, dove ci sono richieste di dolci sardi, il nocciolo, il castagno, il melograno, persino si condiglia, perché in altre parti del sud Italia è una grandissima risorsa economica e da noi si sta iniziando a lavorare in questo settore. Quindi ringrazio molto. Per quanto riguarda il progetto al dottor Graviano, mi fa piacere
porle subito delle domande. Nella prefazione del libro, che è un libro di 350 pagine, dove vengono descritte circa 100 varietà di vite, che sono benissimo illustrate, per ognuno ci sono 150, che è benissimo illustrato per quanto riguarda le foto, le caratteristiche, così a costituire un atlante delle varietà che è importante non solo per la conoscenza del prodotto, ma anche per le caratteristiche della trasformazione. Il lavoro si ricollega, pensate un po', ad un'opera ciclopica che aveva iniziato il Sante Cettolini, che era stato il direttore dell'Istituto Tecnico Agrario a fine Ottocento, e poi allora si chiamava Regio Istituto di Viticoltura ed Enologia, che aveva fatto delle ricerche in merito che naturalmente non erano state concluse, e prima di lui Vittorio Angius, che aveva visitato tutti i centri della Sardegna, e così con un decreto regionale del 2007 si è ripreso il lavoro, quindi un lavoro gigantesco, dove gli studiosi, in questo caso l'Agris, ha recensito delle varietà che non figurano nel libro perché altrimenti sarebbero ancora di più. E quindi siccome questo festival è collegato all'esperienza autobiografica, immagino che fosse da molto il tuo interesse per la viticoltura, vero? Certo. Sì, se vuoi parlare, sì. Allora, buonasera a tutti, grazie. Vabbè, giusto l'ultimo, io lavoro in Agris, ex consulente di cultura dall'86, quindi sono 35 anni di esperienza nel settore. Ho avuto la fortuna, per certi versi, o non so quanto, qualcuno può considerare una limitazione, di non aver mai cambiato tipo di attività. Sono partito dalla viticoltura, poi negli anni magari sono scivolato sul vino, sull'enologia, mi sono preso la seconda laurea e poi adesso mi occupo anche di laboratorio, quindi anche di una parte chimica, dove per fortuna ci sono delle colleghe specializzate nella materia, insomma molto competenti, molto brave. Io mi limito a coordinare la loro attività, soprattutto dal punto di vista burocratico. Allora, progetto Aquinas, innanzitutto preciso che il responsabile scientifico del progetto è il collega Gianni Loviccu, che non è potuto essere presente per questioni personali, che è un vulcano dal punto di vista delle idee che manda avanti su queste cose. Quindi è un vulcano che ha generato questa idea, partita già diversi anni fa, partita in maniera diciamo così quasi silente, nel senso che lui ha iniziato a fare delle indagini, al di là, prima che il progetto venisse finanziato, ha iniziato a fare delle indagini per conto suo, ritagliandosi appunto i ritagli di tempo, di spazio, da quello che erano le sue attività istituzionali, diciamo così. Quindi ha cominciato a fare delle indagini storiche, indagando attraverso i vecchi vigneti in tutto il territorio sardo praticamente, quindi piano piano ha individuato questi vitigni che inizialmente chiamiamo accessioni, cioè nel senso che sono delle linee genetiche non ben identificate, per cui inizialmente si danno magari dei nomi così tra virgolette provvisori, in qualche caso magari rifacendosi a quelle che sono le tradizioni del territorio, in altri casi così un pochino per esempio c'è una varietà che è stata chiamata Nera del Ponte, semplicemente perché inizialmente era Nera di Oriena, il territorio di Oriena, e poi è diventata Nera del Ponte semplicemente perché la vigna dove è stato individuato questo vitigno si trova vicino a un ponte. Quindi è diventata Nera del Ponte, che è un nome comunque molto accattivante, che è piaciuto, Nera del Ponte riferita a uno. Quindi insomma diciamo anche un po' di lavoro quasi di fantasia se vogliamo, quindi con entusiasmo è stato portato avanti questo lavoro che poi negli anni, quando è diventato progetto vero e proprio, ha coinvolto tanti collaboratori, tra cui anche io. Il progetto, quindi ripeto, ha riportato
diciamo così, una prima fase così alla catalogazione di queste cosiddette accessioni. Ecco perché le chiamo accessioni. Accessioni perché alcune di queste poi individuate in diverse parti della Sardegna con nomi diversi, con nomi o nomignoli in qualche modo attribuiti diversi, si sono poi rivelati sinonimi, cioè identici dal punto di vista genetico. Al di là delle verifiche visive, macroscopiche o comunque anche intervistando i viticoltori del posto, quello che poi è delle descrizioni anterografiche, cioè la descrizione morfologica di quel tipo di vitigno in quel territorio, quello che poi è stato, insomma, diciamo così, la prova fulminante che ha consentito di catalogare, di classificare questi vitigni, è, indovinate cosa? La prova del DNA. Quindi questi vitigni sono stati quindi appunto poi indagati dal punto di vista genetico, quindi portati in laboratorio, fatta l'analisi del DNA, e questo ci ha consentito proprio di classificare in maniera scientifica i vari vitigni, identificando gli unicum, cioè vitigni esclusivi della Sardegna, in qualche caso esclusivo in senso assoluto di quel determinato territorio, in altri casi esclusivi sì della Sardegna, ma presenti in vari territori della Sardegna con nomi diversi. Faccio l'esempio dell'Alvarega, che noi abbiamo iniziato a studiare già diversi anni fa, almeno 20 anni fa, segnalato inizialmente nel territorio di Orzieri, che inizialmente sembrava non avere nessun riferimento se non strada facendo. Abbiamo cominciato a trovare qualcosa in Corsica, poi in Sardegna stesso questo vitigno è presente da nord a sud con almeno 5-6 nomi diversi, Barria d'Orgia, Aria d'Orgia, Bianca di Lodine e così via. Ecco, quindi interessante questa cosa. Voglio sottolineare questo aspetto sui nomi che dal mio punto di vista è molto affascinante e significativo. Cioè il fatto che un vitigno, come in questo caso, a differenza dei vitigni principali, quali Cannonau, Vermentino, Monica, Nuragus, che vengono identificati e conosciuti in tutto il territorio sardo, ma non solo sardo, con un nome unico che lo identifica da nord a sud, il Cannonau e il Cannonau, salvo piccole variazioni sul tema Cannonadu, Cannonau, eccetera. In questo caso lo stesso vitigno, la stessa linea genetica ha nomi diversi, anche molto diversi tra loro spesso, non c'è nessuna assonanza. Questo cosa significa? Significa che questi vitigni sono effettivamente storicamente presenti da lunga data in quei territori, tanto da non aver avuto, tra virgolette, l'inquinamento da altri territori sul nome al vitigno stesso attribuito. Questo, ripeto, per me è veramente affascinante e importante da sottolineare, perché proprio sottolinea l'identità genetica di quel vitigno. Abbiamo diversi casi, ad esempio la Monica bianca, Mora bianca, Panzale, da nord a sud più o meno, stessa linea genetica, e ce ne sono diversi di questi esempi. Quindi questo è un aspetto veramente per me importante, che ha consentito di evidenziare l'originalità di questi vitigni. Una breve digressione di carattere legislativo. Non so se tutti voi sapete che in Italia, logicamente anche in Sardegna, perché facciamo parte dell'Italia, esiste un registro nazionale delle varietà. Cosa significa questo? Significa che solo quei vitigni iscritti al registro possono essere ufficialmente coltivati e di conseguenza commercializzati eventualmente. Quindi tutti questi vitigni identificati in Aquinas, che erano diverse centinaia, poi alcuni si sono rivelati sinonimi, ha portato comunque alla iscrizione al registro nazionale delle varietà di 32 vitigni. Quindi sono alla fine del 2018 un decreto del Ministero ha portato all'iscrizione di 32 nuovi vitigni
che possono essere ufficialmente appunto adesso coltivati. Successivamente poi un altro passaggio è stato il recepimento da parte della Regione Sardegna di questa autorizzazione. Quindi oggi questi 32 vitigni possono essere ufficialmente coltivati in tutto il territorio sardo e valorizzati. Vi dico subito che alcuni di questi sono ancora lì nel cantuccio, nel senso che voi un pochino il problema del Covid che nel frattempo è subentrato e altre questioni contingenti, non tutti sono stati ancora, diciamo così, valorizzati dai produttori locali di quel determinato territorio. Però alcuni di questi però invece hanno già un certo riscontro anche tipo commerciale. La stessa Alvarega che ho citato prima viene già imbottigliata nel territorio di Ozieri, c'è un'associazione di produttori che la sta producendo e commercializzando, lo stesso Pansale che vi ho citato prima, c'è un produttore nella zona di Oliena, di Dorgali, scusate, Dorgali. Ugualmente sempre il Pansale, il territorio di Mogolo, insomma ci sono un paio di esempi, ecco, interessanti dal punto di vista commerciale. Questo è il quadro del lavoro. Per quanto riguarda la ricerca sul campo, avete visitato moltissimi vigneti e non sono tutti condotti allo stesso modo, ma mi pare di poter segnalare che avete cercato anche tra i vigneti più antichi con diversi sistemi di allevamento. Sì, se ne vuole parlare, per esempio ad Alberello, a Pierefranco, eccetera. Sì. Sì, ovviamente nei territori di origine abbiamo trovato situazioni diversificate per quanto riguarda l'ambiente, il tipo di terreno, il tipo di allevamento. Questo, diciamo così, ricollegando al discorso delle sinonimie, ha reso inizialmente difficoltosa l'identificazione delle sinonimie. Però poi il DNA ci ha validato determinate ipotesi. Quindi le situazioni sono state diverse. Va detto che man mano che i vitigni venivano individuati, sono stati poi trasferiti in un vigneto di conservazione che si trova a Ussana, che è stato poi ufficialmente riconosciuto come centro della biodiversità viticola. Quindi sono stati messi tutti nelle stesse condizioni per poterli poi descrivere in situazioni analoghe dal punto di vista amperografico e poter poi fare tutte le verifiche successive, dalle vinificazioni sino alle analisi chimiche, sino alle analisi sensoriali. Quindi sì, rispondendo alla domanda iniziale, sì, le situazioni erano diversissime. Difatti spesso sia l'ambiente sia la forma di allevamento diverse non ci consentono di identificare con esattezza, ci lasciano sempre dei margini di dubbio. Immagino abbiate trovato anche dei vigneti quasi centenari lungo il percorso. Beh sì, diciamo che la ricerca ovviamente è partita da vigneti antichi, perché è quella dove sono situazioni dove è più facile trovare le biodiversità. I vigneti moderni purtroppo da questo punto di vista non sono ottimali, perché ormai si tende a utilizzare dei materiali selezionati, ben definiti, mentre in passato c'era la tradizione, quando si piantava un nuovo vigneto, si prendevano le mazze dal vigneto del vicino o dal suo stesso, se uno aveva la possibilità di averne un altro, lo stesso proprietario, comunque si attingeva da vigneti del territorio, quindi del vicino o dell'amico o del parente, e quindi si attingeva spesso in maniera anche casuale. Nello stesso filare c'era la promiscuità dei vitigni, quindi si entrava e si prendeva quello che si trovava. Questa promiscuità, ecco, veniva tramandata, continuata, e questo ha consentito di mantenere la biodiversità. Oggi è tutto molto più razionale, razionalità che invece porta
alla dispersione genetica. Insomma, tuttora noi vediamo, insomma, che quando andiamo a iniziare qualche lavoro come quello citato da Martino Montoni sulle selezioni clonali o massali, andiamo sempre sui vigneti antichi. Infatti alcuni di questi sono anche presenti nelle aree costiere, sono franco di piede, e quindi per a chi interessa approfondire, sono dei vigneti che non sono stati innestati, giusto? Quindi, e che hanno superato il rigore della fillossera, una malattia terribile che si era diffusa a fine 800 in Europa, prima in Francia, proveniente dall'America, e che aveva distrutto la viticoltura europea, poi anche da noi. E questo rappresenta un metodo in alcune zone per far sopravvivere le viti che si conoscevano. Sì. E quindi anche questo tipo di vigne sono entrate nello studio. Sì, diciamo che appunto la fillossera, questo parassita che si colloca nelle radici della vite europea, ha qualche difficoltà ad ambientarsi nei terreni sabbiosi, nei terreni asciutti e sabbiosi. Da qui il fatto che alcuni vini, soprattutto nella zona del Sulcis, Carasetta, Sant'Antioco, siano sopravvissuti, e tuttora alcuno impianta ancora con viti franco di piede, perché non ci sono le condizioni affinché la fillossera viva. Viva e quindi parassitizzi la vite europea, e lì logicamente, insomma, anche lì è stato riscontrato qualcosa di interessante a livello di biodiversità. La carenisca, ad esempio, è stata identificata in quel territorio. Per quanto riguarda l'esperienza che avete avuto con queste varietà, ricordo che il progetto è iniziato nel 2007 con la legge, poi materialmente dal 2012 al 2017, 5 anni, e volevo anche precisare che non sono ogni annata, c'è scritto anche nel libro, non è sempre uguale, quindi impone anche delle valutazioni diverse, c'è poi l'effetto positivo o negativo dell'annata. Sì, se ne vuoi parlare. Sì, chiaramente diciamo che le ultime annate continuano, sono spesso una all'opposto dell'altra. Insomma, stiamo vedendo anche quello che sta succedendo attualmente. Siamo mi sembra 45 giorni di pioggia praticamente consecutiva. Insomma, sono eventi veramente eccezionali. Insomma, quindi diciamo che durante gli anni dello studio ne abbiamo visto di tutti i colori. Mi sembra il 2017 è stata eccezionalmente arida. Ricordo che alcune uve, insomma, alla fine prima di Ferragosto erano non mature, cotte, letteralmente cotte. Quindi da qui l'importanza anche ovviamente che la necessità che la ricerca si sviluppi su più anni, proprio per, diciamo così, per ammortizzare gli effetti dell'annata, avere dei risultati anche in situazioni, in andamenti stagionali diversi tra di loro. Questo ci ha consentito anche, ad esempio, su una piccola trasgressione, è stato fatto anche uno studio, diciamo così, collaterale a quello di tipo genetico, per verificare la resistenza alla siccità di questi vitigni. Ci sono dei colleghi che si sono occupati nello specifico di questo aspetto, e quindi questi vitigni sono stati classificati anche per quanto riguarda la loro resistenza alla siccità. È un aspetto di cui si parla molto oggi, diversi progetti anche di tipo europeo hanno questa tematica oggi, come fronteggiare i cambiamenti climatici. Non voglio qui adesso aprire una parentesi sui cambiamenti climatici, perché tra colleghi ricercatori e tecnici ne parliamo spesso, nel senso che noi che, diciamo così, noi della scienza, scusate il termine, però purtroppo così è, ci occupiamo di questi aspetti quotidianamente, tra virgolette abbiamo qualche perplessità sul termine cambiamenti climatici, nel senso che
non è che non riconosciamo questi andamenti che stiamo avendo in questi ultimi anni, però non siamo del tutto convinti del fatto che questi cambiamenti climatici siano un semplice andamento statistico ciclico che c'è sempre stato nella storia dell'uomo. Cioè, ovviamente non esistono le registrazioni di quello che succedeva 500 anni fa, 200 anni fa, 1000 anni fa, però varie osservazioni tipo archeologico, archeobotanico, e poi vi cito magari anche qualche esempio specifico, cioè lasciano intendere che sulla Terra questi andamenti ci sono sempre stati, cioè andamenti ciclici di periodi di caldo alternati a periodi di cosiddetta anche glaciazione ci sono stati. Cioè affermare oggi che siamo, perché per cambiamento climatico si intende una cosa ben precisa, no? Cioè una cosa proprio, diciamo così, provocata dall'uomo in questo caso. È chiaro che ci sono dei segnali molto evidenti, cioè non possiamo negare i fattori di inquinamento che l'uomo oggi sta portando, sta ferendo, sta portando delle ferite profonde alla terra, cioè basta girarci intorno, vedere tutta la plastica che c'è sparsa nel territorio, insomma c'è da mettersi le mani nei capelli, da inorridire. Ecco, io personalmente inorridisco quando vedo un sacchetto di spazzatura, una bottiglia di birra o una bottiglia di plastica, purtroppo siamo sommersi, letteralmente sommersi. Questo è chiaro che è un fatto evidente che non possiamo negare, che ci fa inorridire. Però per quanto torna al discorso scientifico, affermare che i cambiamenti climatici attuali non siano un semplice andamento ciclico, noi che appunto, ripeto, viviamo di scienza non ne siamo del tutto convinti. Vi cito sul discorso degli andamenti climatici storici, vi cito alcuni esempi. Ci sono dei vitigni anche tra questi individuati in Aquinas, ad esempio la già citata Alvarega, che è stata individuata nel territorio di Lodine come bianca di Lodine. Lodine si trova, se non ricordo male, oltre 600 metri di altitudine, 600-700 metri. L'Alvarega o bianca di Lodine, come la chiamano lì, è un vitigno che ha qualche difficoltà a maturare. Matura tardi, ha bisogno di caldo. Questo succede anche nel periodo dove è stato inizialmente individuato Chiossieri. Ebbene, perché si trova all'Odine se ha questa difficoltà a maturare? Questo è un esempio, ma ce ne sono anche altri. Vuol dire che in passato ci sono state delle situazioni ambientali che ne hanno consentito l'ambientamento anche in quel territorio ad altezze così elevate. D'altra parte è storia che nel sud dell'Inghilterra, anche nel sud della Svezia, in passato venivano coltivati vigneti. Non credo che gli inglesi o gli svedesi fossero così stupidi da tentarne la coltivazione. E lo stesso sta succedendo oggi. La viticoltura è arrivata, cioè dal sud dell'Inghilterra non è mai sparita, però oggi si sta riproponendo addirittura nel sud della Svezia. Questa è la storia. Poi probabilmente ad altre generazioni la sentenza finale su quello che sta succedendo oggi. Volevo ricordare anche che nel libro è precisato in quali aziende dell'Agri si è lavorato il progetto, che sono quella di Ustana, che non ho già citato prima, ma anche quella di Villasol, che è quasi al confine con Serramanna, e anche quella di Utta. Nel libro sono specificate anche l'altezza sul livello del mare di ciascuna, con le caratteristiche diverse. Se volessimo parlare delle microvinificazioni, è stato difficile valutare le caratteristiche delle vari vitigni? Ma diciamo che ormai siamo, insomma, la cantina sperimentale è strutturata proprio per fare le microvinificazioni. Quindi microvinificazioni significano vinificazioni di piccole quantità di uve. Siamo arrivati a vinificare anche 5 kg di uva. È chiaro che questo comporta delle difficoltà operative, perché comunque anche su un volume così piccolo dobbiamo cercare di fare tutto quello che si farebbe in una massa normale di quantità adeguate per portare al vino finito che sia
adeguato dal punto di vista compositivo, adeguato per essere valutato. Quindi diciamo che noi operiamo in questo caso abbiamo operato con un protocollo standard, cioè non siamo stati lì per ogni vitigno a dire questo gli faccio questo no, protocollo standardizzato, ovviamente distinguendo semplicemente tra uve bianche e uve rosse. Quindi il protocollo standard, e poi si è cercato di fare tutte quelle che sono state gli interventi che si farebbero su una massa più grande. Siamo arrivati in un'annata a gestire 250 microverificazioni anche con serbatoietti di vario volume. Questo insomma è una cosa molto impegnativa, però grazie insomma, diciamo così, alla disponibilità, alla professionalità di colleghi diversi, siamo riusciti a portare avanti il lavoro in maniera diciamo dignitosa, tanto che poi non ricordo di un vino che sia andato a male, sinceramente non ne ricordo uno. Sono stati tutti i punti dal punto di vista enologico portati a maturazione, quindi all'imbottigliamento in maniera razionale e normale, e poi hanno seguito il percorso delle analisi chimico-fisiche in laboratorio e poi le valutazioni organolettiche di un gruppo, un componente di persone, di esperti, insomma in qualche modo esperti, che li hanno caratterizzati anche dal punto di vista sensoriale. Sì, sì. Per quanto riguarda la ricaduta anche occupazionale, perché l'AGRI si preoccupa anche di questo, è chiaro che c'è un fortissimo interesse anche a venire incontro ai quesiti che possono avere i giovani imprenditori che vogliono entrare nel mercato, e l'AGRI da questo punto di vista fornisce molte informazioni, non solo l'AGRI ma anche altre strutture della regione, altre poste. In una precedente presentazione del libro, per esempio, c'era stato anche un contatto con una cantina a Quarto Molo che aveva cercato proprio di valorizzare i vitigni autoctoni, collegandoli alla storia della Sardegna, proiettandoli al consumo interno ma anche all'esterno, quindi cercando di dare valore aggiunto. Il dottor Gagliano appunto avevo avuto dei contatti anche con questa cantina di Arborea, sì. Sì, allora oggi il settore vitinologico è molto dinamico. In Sardegna oggi sono state censite, perché il censimento ovviamente non cambia di giorno in giorno, sono comunque circa 400 cantine che imbottigliano. Quindi non so se questo numero vi può dire qualcosa, però è un numero veramente importante, direi eccessivo dal mio punto di vista. Tenete presente che le cantine sociali sono nell'ordine di pochissime decine, tutte le altre sono quindi cantine private più o meno grandi, la più grande è Selle Mosca, assieme ad Argiolas, anche Ferruccio Deiana, però le altre sono tutte aziende, insomma, medio-piccole se non piccolissime. Tenete presente che un territorio che negli ultimi anni diciamo quindi è diventato effervescente, quasi esplosivo, è quello di Mamoiala. Mamoiala oggi c'ha credo una trentina di cantine che imbottigliano, cioè in un micro territorio 30 cantine. Quindi vi lascio immaginare questo cosa può significare. Cioè, da un lato denota molto interesse e molta dinamicità. Purtroppo alcune di queste aziende nascono, poi dopo un paio d'anni si trovano a fronteggiare situazioni di difficoltà, soprattutto nella fase di commercializzazione del prodotto, perché produrre bene può essere anche relativamente facile, cioè non è che sia facile, però voglio dire, chi si imbarca in questa avventura parte da una struttura produttiva consolidata e da, diciamo così, un'autostima del suo prodotto, per cui dice ma perché non buttarmi nel mercato? Poi ci si va a scontrare, spesso proprio a sbattere contro un muro che è la commercializzazione, cioè la fase quindi di collocazione del prodotto
Purtroppo qui diciamo che alcune poi soccombono perché non è, diciamo così, non è molto diffusa anche la consociazione, cioè a livello commerciale i consorzi non funzionano, spesso le aziende, non dico che si fanno la guerra tra di loro, però insomma non c'è molta collaborazione. Comunque il settore è in forte vivace, quindi ci sono spazi per tutti, però sarebbe auspicabile che poi ci fossero comunque delle sinergie tra chi decide di avventurarsi in questa attività. Proprio stamattina, ad esempio, abbiamo avuto un incontro con un produttore della zona di Serdiana, anche lui è entrato di recente sul mercato, però lui diciamo che la sua esperienza lavorativa, che proviene dal settore turistico, gli ha consentito, gli ha aperto una via privilegiata, perché lui si è trovato già con una serie di contatti, una serie di conoscenze che gli hanno consentito poi di riuscire a collocare le produzioni, i suoi prodotti, i suoi vini. Per altri è un pochino più difficile sicuramente. E l'opportunità di questi vitini di Aquinas è interessante, perché soprattutto per le aziende piccole, che ovviamente a volte hanno difficoltà ad andare a confrontarsi con aziende importanti, consolidate, che producono insomma i vari Cannonau, Vermentino e quant'altro. Ecco, la possibilità di entrare invece con delle nicchie produttive, quali possono essere questi vitigni, è una cosa invece interessante, su cui probabilmente forse dovrebbero puntare proprio per andare a cercare qualcosa di esclusivo, perché oggi il consumatore è abbastanza bizzarro, nel senso che ci sono quelli consolidati, quindi purché sia vino, purché sia bianco o rosso, che c'è un pochino di alcol va bene, però il consumatore oggi è sempre più attento ed è sempre più alla ricerca di situazioni, prodotti particolari, esclusivi, insomma c'è tutto un mondo dietro. Oggi ci sono i vini biologici, i vini naturali, i vini veri, e così via. Insomma, quindi ci sono varie tipologie produttive, i vini vegani addirittura, insomma, se qualcuno quindi c'è veramente da bizzarristi. E in questo contesto si dovrebbero inserire, soprattutto per chi sta iniziando, vuole sfondare sul mercato, dovrebbe forse puntare su questi vitigni esclusivi. Cosa che insomma il Quarto Molo di Pierocella, diciamo che lui sta valorizzando i vitigni locali, però attualmente è comunque su quelli più o meno consolidati, ecco, non ha iniziato neanche lui ancora a produrre questi vitigni di Aquinas, probabilmente lo farà, presumo. Poi ogni territorio ha i suoi vitigni più caratteristici, perché gli antichi parlavano per Serramanna della Malvasia, ma anche in questa zona Nuragus e altre varietà. Sì. Riguardo al libro, pensate che molte persone conoscono semplicemente un nome di una varietà. Per esempio, nel caso del Cannonau ci sono 5 diverse varietà di Cannonau. Tutti noi sappiamo che è un vitigno a bacca rossa, invece esiste anche un vitigno a bacca bianca, oppure anche in altre varietà Nuragus, tutti noi lo conosciamo come una varietà di uva bianca, esiste anche la varietà uva rossa, 6 varietà addirittura nel caso del Nuragus, diverse varietà. Quindi è una ricerca molto ampia. C'è nel libro anche un lessico con i termini tecnici che in uso, il loro significato, la descrizione della vinificazione per quanto riguarda queste uve più importanti. Poi c'è un apparato fotografico molto importante che per chi si avvicina a questo lavoro può essere utile, perché nelle nostre vigne spesso si trovano, anche in quelle per uso diciamo familiare, un poco più diverse varietà, e a volte
non si sa più che tipo di varietà abbiamo, e così con questo libro è più facile individuarle, quindi è molto importante. So anche che lo studio, come stavo anticipando prima, ha censito anche altre varietà che non figurano qua, e quindi sarà uno step successivo nel caso quello di aggiungere, vero, qualche altra varietà. Sì, speriamo di, non so chi ci sarà, io personalmente non ci sarò, però sicuramente sì, è uno stimolo, ne abbiamo già individuato qualche altra, ce l'abbiamo in corso di osservazione, ecco, però è chiaro che se non c'è un finanziamento specifico dietro si lavora con qualche difficoltà, perché se c'è un finanziamento specifico innanzitutto si lavora con un obiettivo preciso, quindi ecco, ci sono degli obiettivi precisi da rispettare, e poi le risorse che vengono messe a disposizione del progetto consentono di poter utilizzare altro personale e non solamente quello interno, che è più che altro preposto magari all'attività di routine, spesso anche di tipo burocratico, però è chiaro che con un finanziamento specifico si lavora con molta più intensità. No, volevo, giusto perché l'ha citato, ecco il Cannonau, no? Allora, lo studio ha, oltre al classico Cannonau, ha identificato un Cannonau chiamato bianco, un Cannonau rosato e un Cannonau dorato. Ecco, sono stati chiamati con questo nome perché, o per tradizione, perché localmente il viticoltore lo chiamava così, per somiglianza probabilmente morfologica, però poi questi nomi in fase di iscrizione al citato registro nazionale non sono stati potuti mantenere, perché per non generare confusione. Quindi il Cannonau è solo nero e basta, quindi il Cannonau bianco ha dovuto trovare un altro nome, che è Sinnidano. Il Cannonau rosa o rosato è diventato Rosonadu, e il Cannonau dorato è diventato Doronadu. Gli studi genetici hanno poi consentito di verificare che ovviamente non sono la stessa varietà, però ci sono delle parentele, sono magari o figli o fratelli, o insomma è curiosa anche questa cosa, no? Che anche a livello di piante, di vitigni ci siano i fratelli, i figli, i nonni, gli zii e cose di questo tipo. Il tempo è passato velocemente, è proprio volato. Se ci sono delle domande, sì, prego. Una curiosità, volevo sapere che differenze ci sono organicamente, diciamo, nella vinificazione o conservazione del vino su dei recipienti in legno, delle botti, oppure su dei recipienti di cuccio. A me mi è capitato in Georgia, da dove deriva anche la parola vino, di vedere tradizionalmente di vedere che il vino loro lo conservano in queste specie di giare, non lo so. Sì, vabbè, è una di quelle sfaccettature del mercato che oggi vediamo, insomma, che fa parte di quella dinamicità del settore, quindi la riscoperta, il ritorno alle anfore, no? Che erano i contenitori, insomma, contenitori antichi. C'è un ritorno da parte di alcune aziende, soprattutto le aziende che si collocano nella fascia dei vini biologici o dei vini naturali, no? Sapete cos'è il vino naturale? Avete sentito parlare? Vino naturale è un termine che è stato, diciamo così, coniato per distinguersi dai cosiddetti vini convenzionali, che sono normalmente quelli che troviamo in commercio, che sono vini che fanno uso della tecnologia e di coadiuvanti tecnologici, che possono essere il lievito, la solforosa, l'aggiunta del tannino, l'aggiunta dell'enzima, cioè tutto legalmente ammesso. Voi dovete sapere che la legislazione europea ammette durante il processo di vinificazione un centinaio di prodotti. Immaginatevi voi, insomma, se dovessimo leggere, se dovesse diventare obbligatorio, come si ipotizza, indicare tutti gli ingredienti, ecco, potremmo trovarci un vino che ha un centinaio di ingredienti diversi. Questa è un po' fantascienza, però questa è. Quindi sono tutti 100 prodotti che
legalmente possono essere aggiunti al vino. Questi non sono i cosiddetti vini convenzionali. I produttori di vini naturali dicono: io non aggiungo niente, non aggiungo lievito, non aggiungo enzimi, lascio fare le cose come. Addirittura non ammettono l'uso di un sistema fisico che è ad esempio la catena del freddo. Alcuni produttori di vini naturali dicono: no, io non ricorro neanche alla tecnologia dell'uso del freddo, che oggi è importantissimo, soprattutto per produrre certe tipologie di vini. Il vino bianco, ad esempio, non si può fare a meno della catena del freddo. Ecco, quindi i produttori di vini naturali dicono: io non uso, faccio il vino come veniva fatto centinaia di anni fa. È chiaro che questo comporta dei rischi, perché può andare bene se uno insomma lavora con attenzione, rispettando l'igiene e quant'altro, però ci sono dei rischi. E però anche i produttori di vini naturali hanno trovato la loro collocazione sul mercato. Spesso si trovano dei vini che secondo me non sono potabili, tra virgolette, però sono vini naturali. Alcuni consumatori li comprano anche a botte di 15, 20, 50 euro a bottiglia. È una nicchia di mercato, è un'opportunità anche questa, e in questo contesto si inserisce l'uso delle anfore. Adesso sono gli recipienti in acciaio, quindi è già un passo più avanti. Ci sono delle differenze, è chiaro, cioè ogni contenitore ha la sua influenza. Il contenitore in cemento conferisce certe caratteristiche, il contenitore in acciaio ne dà altre, quello in legno a maggior ragione. Quindi ogni contenitore ha le sue caratteristiche che poi influiscono sulla qualità del prodotto. E un'altra cosa, sulla catena del freddo, io ho seguito un po' la malvasia bosana, specialmente quella di Battista Colombo, che anche loro la trattano così, ecco, va esportata, diciamo, in Alta Italia, poi viene riportata dopo. Ecco, che cosa dà? Mantiene le sostanze inalterate o per la conservazione? Come interviene, diciamo, sulla... Freddo? Sì. Allora, il freddo, per quanto riguarda i vini bianchi, interviene in tutte le fasi. Dalla raccolta dell'uva, che se non è fatta nella più fresca della giornata, noi proprio come protocollo, quando ci arriva l'uva in cantina, non la vinifichiamo subito, ma la stocchiamo in cella a frigo per una notte a 10 gradi e pigiamo l'uva a 10 gradi, non a 25 o 30 come ci arriva dal campo. Quindi poi c'è la fase di decantazione a freddo, quindi il primo l'impedimento del mosto appena pigiato viene fatto a freddo, quindi un sistema di pulizia per cui grazie al freddo lo sgrossiamo un bel po' di tutte quelle che sono le cosiddette impurità, tutto quello che non è mosto, che precipita, quindi questo ci consente già di partire, già prima della fermentazione, di partire con un mosto un pochino più pulito, con una serie di sostanze che si sono depositate sul fondo che non interessano per la produzione del vino, e questo ci agevola poi successivamente nella fase di rimpidimento. L'impedimento che può avvenire anche solamente grazie al freddo, senza aggiungere chiarificanti, senza filtrare, senza quindi nessun artificio, semplicemente con l'utilizzo del freddo. E poi il freddo infine ancora per i vini bianchi, ma anche per i rossi, se le temperature sono eccessive, è importantissimo per la conservazione, quindi per mantenere le caratteristiche organolettiche. D'altra parte che il vino bianco, se voi leggete nell'etichetta, consigliabile il consumo a 8-10 gradi. Anche il vino rosso, che dice il vino rosso va servito a temperatura ambiente. Ma cosa vuol dire temperatura ambiente? Se io ho 35 gradi fuori, mi vado, come a volte mi è capitato nel ristorante, mi portano il vino a temperatura ambiente 30 gradi, ma stiamo scherzando. Cioè, temperatura di cantina sono 18 gradi, non 30 o 35. Questo per dire l'importanza del... Allora, ringrazio.
Abbiamo